ho lo stipendio ma non ho un lavoro. Massimo Vettoretti, non vedente dalla nascita e presidente provinciale dell'Unione Italiana Ciechi, ha un lavoro come impiegato alla motorizzazione di Treviso. Percepisce uno stipendio da 1.100 euro al mese, ma di fatto non è occupato. Pur avendo la mansione di curare la rassegna stampa per la motorizzazione, non è in grado di poterlo fare perché da 4 anni non dispone delle tecnologie assistive per i non vedenti. Questo computer non è mai stato attrezzato in modo che io lo potessi usare e quindi ho le mansioni ma non ho gli strumenti per svolgerle, e questo da 4 anni. E così come il telefono è staccato, il computer e la tastiera non dispongono di sistema Braille per i non vedenti, manca anche il lettore audio che trasforma in voce il testo che appare sullo schermo del PC. Per dimostrare la mia buona volontà, perché io volevo far capire che potevo fare questi lavori, ho usato anche fuori dall'orario lavorativo i miei strumenti personali, quindi il computer personale, l'iPhone personale. Il dirigente ne ha conoscenza, del resto non potrebbe essere diversamente. Questa cosa è stata oggetto di discussione anche durante una riunione sindacale l'anno scorso, però i fatti sono questi, cioè da 4 anni io sostanzialmente sono completamente demansionato. Massimo è costretto da 4 anni a non fare niente dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno, tranne nelle 2 giornate di rientro di 9 ore. Accidenti, un telefono guasto da dicembre, non si è trovato modo per ripararlo, cioè mi si sta prendendo in giro. Sono venuti a controllarlo, l'hanno visto, si andrebbe riparato 1, 2, 3 volte, l'ultima volta 20 giorni fa, sto aspettando. Senta Massimo, lei che cosa chiede in definitiva? Io chiedo che mi venga restituita la mia dignità di lavoratore e di persona.